Eccoci qua con mister Carraro, Vladimiro, una partita strana, un 2-0 che sembrava fosse finita, l'avete riaperta, siete stati bravi, vi è girato per 20 minuti tutto quasi bene e tanto da temere il Portogallo anche la sconfitta, insomma potevate fare il colpaccio. Come mai questo 2-0 e poi questa trasformazione nel secondo tempo? Allora, sicuramente alcuni ragazzi possono aver sofferto questo tipo di partita perché noi siamo una squadra molto giovane, oggi abbiamo finito la partita con 5 fuori quota e i ragazzi, alcuni dei quali non hanno mai giocato in questo tipo di stadio, contro questo tipo di avversario, contro Nazione, Bresone, quindi nei primi 15-20 minuti possiamo aver sofferto anche questo tipo di situazione. E siamo stati, direi, anche sfortunati perché il Portogallo è stato bravo, cinico e nelle prime due o tre occasioni ci ha fatto 2 gol e ci siamo trovati senza quasi accorgercene in svantaggio di 2-0. C'è qualcosa da recriminare o pensa che avete dato tutto ciò che c'era da dare in campo? Non sono contento del risultato per la prestazione che hanno fatto i miei ragazzi, meritavano sicuramente almeno il pareggio, come ha detto lei. Il risultato non rispecchia quello che poi è stata la partita. Sono molto contento della reazione che hanno avuto perché essere 2-0 in casa del Portogallo e dopo fare questo tipo di prestazione, rimontare 2 gol e addirittura a un certo punto poter andare in vantaggio è sintomo che i ragazzi hanno dato tutto, si sono applicati e ci tenevano a questa partita. Poi avete fatto un gran girone d'andata, avete in un momento addirittura conquistato la vetta proprio battendo il Portogallo in casa vostra e poi si paga un po' forse lo scotto, non so come sia stata la rosa, siete un po' calati adesso, siete a metà classifica, però forse bisogna anche guardarsi un po' alle spalle visto che diventa sempre più corta poi dietro. Ci avete pensato o pensate di stare tranquilli? No, noi non pensiamo assolutamente di stare tranquilli, dobbiamo conquistarci la salvezza matematica e questo deve ancora venire. Sono fiducioso perché la squadra dopo il periodo buio che abbiamo attraversato per via di infortuni e anche per un po' di sfortuna in alcune circostanze, adesso si sta riprendendo e oggi anche la partita che abbiamo fatto oggi lo dimostra. È 4-5 partite che stiamo bene, ne mancano 5 alla fine e sono fiducioso perché la squadra è in ripresa e possiamo trovare quei punti che ci mancano per adesso. Grazie mister. Grazie.